alla memoria di Giobatta Bertolini, uomo di specchiata probità, negoziante attivo di molte pubbliche opere, delle mura di questo luogo, delle sponde di questo rivo, assuntore diligente. Al padre, ottimo, desideratissimo, lagrimando i figli posero. Morto il 4 ottobre 1842, mentre erigeva questo recinto. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. Avete capito bene. L'epitaffio che vi ho appena letto è dedicato a un uomo morto mentre costruiva il muro del cimitero nel quale poi è stato sepolto. Non so che cosa ne pensiate voi, ma io trovo che questo piccolo evento sia di un'ironia amara e straordinaria. Il cimitero in questione è bellissimo e ingiustamente sconosciuto, anzi sembra quasi deliberatamente ignorato dalle persone che passeggiano nelle sue vicinanze. Ma questa, come al solito, è una mia sensazione e non è detto che corrisponda alla verità. Nel dubbio, vi dico subito che nutro un enorme desiderio di rivalsa per questo minuscolo appezzamento di terreno che per più di un secolo ha accolto i resti di un'antica comunità di pescatori e marinai. Ci troviamo a Caorle, un borgo storico marinaro veneto, che d'estate si anima di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. L'influenza veneziana è evidente. I vicoli della cittadina sono stretti e tortuosi e le case che vi si affacciano sfoggiano i colori sgargianti tipici di quei posti che devono farsi riconoscere anche quando c'è nebbia e le barche devono individuare la propria destinazione. E vi assicuro che da queste parti la nebbia può fare davvero paura. Per chi è cresciuto in zona, come la sottoscritta, la combinazione passeggiata serale e gelato a Caorle è un classico estivo. Non so se è capitato anche a voi, ma io a un certo punto della mia vita mi sono resa conto di aver sempre sottovalutato i luoghi della mia infanzia e adolescenza. A Caorle ci sarò andata almeno 1.000.000 di volte, ma sempre con quel modo di fare distratto di chi sa di avere sempre a disposizione a 2 passi da casa quello che sta vedendo. Ed è per questo che in un giorno di luglio del 2020 ho deciso di andarci da turista e di visitare l'unico luogo che di Caorle non avevo mai visto, il Camposanto, ovviamente. Ne avevo sentito parlare tante volte, ma sempre di sfuggita. Prima di andarci, volevo raccogliere più informazioni possibile e qui era sorto il problema. La mia ricerca in internet non aveva portato a quasi nulla. Solo la pagina di un vecchio blog non aggiornato. L'aiuto decisivo mi era arrivato da Carlotta Melchiori, soprano di Caorle, e dal gruppo Facebook Sei di Caorle Se. Dopo 2 lunghe telefonate avevo raccolto tutte le informazioni che mi servivano ed è solo grazie alla scrittrice Renata Candiago Gandolfo, al direttore del coro Santo Stefano di Caorle Roberto Taverna e al magazine Caorle Mare se oggi posso raccontarvi le storie del cimitero napoleonico di Caorle. Al termine di questa puntata e nel mio sito camposantopodcast.com, come al solito, troverete tutti i nomi, i titoli e i riferimenti delle fonti che ho consultato. Il cimitero di Caorle, cimitero di San Lorenzo, è un cimitero napoleonico. La conoscenza dell'editto di Saint-Cloud fa parte dell'ABC degli esploratori di cimiteri, ma in questa sede vorrei aprire una breve parentesi per ricordarvi come sia riuscito Napoleone Bonaparte a creare un aggettivo che si applica anche ai campisanti. Fino all'inizio del 1800 i morti venivano sepolti generalmente nelle chiese, i nobili e le persone di rango venivano sistemate sotto i pavimenti degli edifici sacri e gli altri nelle immediate vicinanze. Questo sistema poteva reggere per un po', ma naturalmente aveva una data di scadenza.
Apri le fosse oggi, riaprile domani, mettici un morto oggi, metticene 3 domani, aggiungici il tasso di mortalità dell'epoca. Insomma, a un certo punto ovviamente lo spazio finisce. E poi è antipatico parlarne, lo so, ma tutti quei corpi sotto i pavimenti, in quelle tombe sigillate male che vengono aperte e chiuse di continuo, puzzano terribilmente. È poco igienico e anche pericoloso. Meglio cercare un'altra soluzione. Il decreto napoleonico di Saint-Cloud viene firmato nel 1804 in Francia e la sua applicazione viene estesa all'Italia nel 1806. Che cosa prevede nello specifico? Basta con i cadaveri nelle chiese e nei pressi dei centri abitati. I cimiteri d'ora in poi devono trovarsi al di fuori delle mura urbane, in posizione possibilmente elevata, arieggiata e soleggiata, e le tombe, inoltre, devono essere tutte uguali e sobrie. Basta con le discriminazioni e le differenze, almeno da morti. Se quello che rivelano i documenti dell'epoca è preciso, il cimitero di San Lorenzo di Caorle risulta indicato nelle mappe catastali già nel 1808 ed è quindi stato costruito poco dopo l'entrata in vigore dell'editto in Italia. Quello che all'epoca era un luogo separato dal centro cittadino, proprio come richiesto da Napoleone, col passare degli anni, con la proliferazione urbanistica e con l'aumento demografico, non solo si ritrova inglobato tra le nuove costruzioni, ma ben presto diventa anche insufficiente a ospitare tutti i defunti della zona. Rimane quindi in funzione circa fino alla metà degli anni 60 del Novecento, quando viene rimpiazzato da un cimitero più grande e adatto ai tempi. Il cimitero di San Lorenzo, o cimitero vecchio, come lo chiamano gli abitanti di Caorle, purtroppo viene gradualmente dimenticato e abbandonato, come spesso accade con i cimiteri in disuso. Pensate che la chiesetta risalente alla metà del 1800, che sorgeva nelle adiacenze del Camposanto, la chiesa di San Lorenzo appunto, era stata addirittura trasformata in una cabina dell'Enel. Apro e chiudo una parentesi polemica, ma perché i cimiteri antichi non vengono valorizzati e si permette che accada questo? Sarò di parte in quanto adoratrice di campisanti, ma proprio non riesco ad accettare che le storie meravigliose e inestimabili che lapidi e tombe raccontano non vengano studiate, conservate e tramandate come meriterebbero. Malgrado le vicissitudini, comunque, fortunatamente il cimitero di San Lorenzo ritrova la dignità perduta nel 1990, quando il comune di Caorle decide di restaurarlo. Ad oggi è conservato molto bene e gli unici danni visibili sono dovuti a un fattore che non possiamo controllare, il tempo. Molte lapidi sono cancellate e non si leggono più, ma tutto sommato l'impressione generale è quella di entrare in un angolo di mondo di quasi 2 secoli fa. La prima cosa che mi colpisce di questo piccolo cimitero, circondato da un bel muro giallo ocra, è la sua invidiabile posizione. Si trova infatti a ridosso del lungomare e offre ai visitatori una vista sognante sull'immensità del blu. Quando vedo il mare, dico sempre che non potrei mai stancarmi del panorama. Spero che i defunti del San Lorenzo la pensino come me. La linea blu cobalto dell'orizzonte è interrotta dalla sagoma di una chiesetta, il santuario della Madonna dell'Angelo, che è costruita proprio al termine della scogliera e sembra che stia di guardia alla città. Per ricapitolare, quindi, da un lato c'è il cimitero, dall'altro la chiesetta e il mare è a perdita d'occhio. Ma non è tutto. Il litorale sul quale sorgono Camposanto e chiesa è anche una delle spiagge più famose di Caorle ed è sempre molto frequentata. La sensazione, vi dico la verità, è molto molto strana. È una scena quasi surreale. Da una parte c'è la pace del cimitero, coi morti silenziosi che aspettano di poter raccontare la loro storia. Si attraversa la strada e ci si ritrova in un labirinto di ombrelloni, pedalò e bambini che gridano giocando a calcio. Insomma, il tipico scenario da spiaggia italiana. Questa convivenza, se così la vogliamo chiamare, è stonata. Sono convinta che i bagnanti non sappiano che a 10 metri dai loro materassini si trova un cimitero dal valore storico inestimabile. D'altra parte, l'atmosfera del Camposanto non è affatto turbata dai vacanzieri. Sono 2 mondi separati. Quando vado al San Lorenzo non c'è nessuno e i rumori non si sentono quasi per niente. Le persone sepolte qui sono gli abitanti dell'antico borgo marinaro, pescatori, marinai, persone comuni, ragazze, bambini. Le loro storie sono semplici e, intrecciandosi tra di loro, descrivono la vita quotidiana di questa cittadina. C'è ad esempio la bella Teresina Rasa, morta di tisi a soli 21 anni nel 1930.
Di Teresina sappiamo che era una figlia illegittima e lo ipotizziamo perché porta lo stesso cognome di sua mamma Elena, morta solo qualche mese dopo di lei. A pochi metri da questa giovane sfortunata troviamo lo sguardo fiero di Augusto Rossi, onorato cittadino e probo negoziante, morto a 51 anni, lasciando nel dolore moglie e figli. Sorte simile è capitata a Orlando Vio, che dopo aver lottato con rassegnazione si spegne nel 1943 lasciando i parenti inconsolabili. E così capita anche a Riccardo Cesare Gusso e tanti altri. Sono storie semplici, ve l'ho detto. Potrei raccontarvene a decine e starei qui per ore, perché tutte le lapidi del San Lorenzo sono ricche di informazioni e dettagli e tutte meritano la nostra attenzione. Come al solito però cerco di soffermarmi su quelle che ritengo più insolite. La prima è quella di Giobatta Bertolini, l'uomo di cui vi parlavo all'inizio, quello che è morto mentre costruiva il muro del cimitero che poi lo ha accolto. La famiglia Bertolini era conosciuta in paese per aver dato i natali a Dario, illustre archeologo che fondò e diresse il Museo Concordiese di Portogruaro. Suo padre, il signor Giobatta, appunto, era un lavoratore instancabile di specchiata probità, come recita la targa in suo ricordo, che è stata affissa sul muro da lui eretto poco prima di morire. Il signor Bertolini era conosciuto in città per essere probo e generoso, ma se gli avessero detto che sarebbe morto costruendo il muro, l'avrebbe fatto lo stesso? Un'altra vicenda che mi lascia a bocca aperta è quella del figlio del farmacista e della maestra del paese. In tutta onestà, non sono sicura al 100% che l'uomo di cui vi sto per raccontare la storia sia seppellito in questo cimitero, ma la sua vita è stata così intensa e rocambolesca che ve la voglio ugualmente raccontare. Felice Urban nasce nel 1891 e dopo la laurea in medicina all'Università di Padova viene chiamato alle armi. L'Italia è entrata in guerra. Felice, però, è terribilmente miope e viene riformato. Vuole comunque fare la sua parte e chiede di essere arruolato come medico volontario della Croce Rossa. Diventa quindi tenente medico e mette la sua competenza al servizio della tecnica radiologica, in cui si era specializzato all'università. Si muove con una unità radiologica autotrasportata e presta servizio sia sulle linee del fronte che negli ospedali. Renata Candiago Gandolfo e Paolo Francesco Gusso, che hanno ricostruito la storia di Felice Urban nel libro Caorle Sacra, sono riusciti a trovare tracce del suo passaggio a Udine, nella zona di Vicenza, a Roma, Napoli e Torino, città dove il tenente Urban si occupava della riabilitazione dei soldati feriti. Al termine della guerra, il tenente medico viene riassegnato a Verona e poi finalmente viene congedato il 12 dicembre del 1918. È quello il periodo in cui in Europa arriva anche l'influenza spagnola. Felice deve ritornare precipitosamente a Caorle per prestare soccorso ai compaesani. La situazione è drammatica e il suo intervento è così importante e decisivo per il superamento dell'epidemia che il tenente viene investito della carica di vice commissario prefettizio. In quel periodo è forse la persona più importante e più amata di Caorle. Quando nel 1920, a soli 29 anni, si toglie la vita, la cittadinanza affranta non riesce a spiegarsi il gesto. Ricostruire le storie delle persone attraverso gli epitaffi e le loro date di nascita e morte dice molto sulla vita di una comunità di un determinato luogo. Possiamo scoprire qual era la durata media della vita in quel periodo e possiamo comprendere quali fossero le cause di morte più comuni. In un posto come questo, le persone morivano abbastanza giovani di malattia oppure subivano una morte violenta, che in questo caso specifico avveniva generalmente in mare. Le tombe del San Lorenzo mostrano principalmente visi giovani. Ci sono bambini morti ancor prima di avere un nome, altri sconfitti da epidemie e infezioni incurabili nel 1800. Ci sono ragazzi morti di tubercolosi, donne morte di parto, uomini travolti dalle onde mentre si trovavano fuori a pescare. Se da un lato molte iscrizioni sono così levigate dal vento del mare che quasi non si leggono più, le foto invece si sono conservate benissimo. Le ragazze mi guardano con gli occhi truccati, indossano il loro abito migliore e hanno i capelli messi in piega. I bambini sorridono con aria furba e ce n'è uno in particolare con un ciuffo di capelli neri in mezzo alla fronte che sembra sia stato fotografato durante una partita di nascondino. Mi ricorda qualcuno che non ho mai conosciuto.
Sento su di me gli occhi delle fotografie e non me ne voglio andare prima di averle viste tutte. Sorrido di fronte ai baffi spioventi di alcuni giovanotti che sembrano più vecchi della loro età. Mi avvicino a guardare le pettinature delle donne e mi chiedo come facessero a reggere quelle onde sulla fronte. Conto gli anni, leggo gli epitaffi, prendo appunti e mi perdo nelle mie supposizioni. Fa un caldo tremendo e l'aria è immobile. Guardo verso il mare, vedo da lontano i bagnanti e mi ricordo improvvisamente dove mi trovo. In un cimitero del 1800 che si è ritrovato 200 anni dopo in mezzo a uno stabilimento balneare. Esco, attraverso la strada e vado a sedermi sul pontile, lontano dalla gente. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. Desidero ringraziare chi mi ha aiutato a raccogliere le informazioni e ricostruire le storie che vi ho appena raccontato: Carlotta Melchiori, Renata Candiago Gandolfo, Roberto Taverna e il magazine Caorle Mare. Nel mio sito camposantopodcast.com troverete i titoli dei libri, le fonti che ho consultato e alcune foto molto belle scattate da Matteo Pavanello. Questo episodio di Camposanto è dedicato alla memoria di mia zia Mari. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!